Giorgio Orsoni conquista Cafarsetti e diventa il nuovo sindaco di Venezia. Il candidato del centro-sinistra è riuscito a battere al primo turno il ministro Renato Brunetta, superando il 51% delle preferenze. Una sfida che fin dallo spoglio delle prime schede ha visto in vantaggio l'avvocato Orsoni, che raccoglie così l'eredità Cacciari. Ancora una volta Venezia è un laboratorio, ma ricordiamoci che è un laboratorio che parte da un'esperienza di centro-sinistra molto radicata, che ha fatto delle cose importanti in questi anni. L'effetto Lega a Venezia non si è sentito. Il partito del Carroccio, contrariamente al boom fatto registrare alle regionali, in Laguna si ferma all'11%. Dopo aver conquistato nel 2009 la provincia e con Zaia la poltrona del Veneto, la Lega non riesce a espugnare Cafarsetti. Si sente circondato dalla Lega adesso? No, perché sono io che circondo la Lega. Lo sfidante Brunetta si congratula con il neosindaco e attacca gli alleati della Lega per non averlo supportato con i voti. Orsoni invece brinda alla vittoria insieme a famiglia e supporter.